Mi ritengo molto sereno per quello che mi riguarda il mio ruolo di imputato, sia per la contestazione del concorso sia per quella della calunnia, un po' preoccupato per quello che invece è il mio ruolo di teste. Erano queste le parole di Massimo Ciancimino soltanto 2 giorni fa, alla prima udienza del processo sulla trattativa Stato-mafia. Oggi il figlio dell'ex sindaco mafioso di Palermo è stato arrestato su ordine del GIP di Bologna per associazione a delinquere ed evasione fiscale, ma non ha riconosciuto l'aggravante mafiosa del favoreggiamento a Cosa Nostra. Ciancimino è stato trasferito nella caserma della Guardia di Finanza di Palermo, dove era sottoposto alla misura di soggiorno obbligato, e poi nel carcere palermitano di Pagliarelli. C'è una stranezza in tutto questo, dice Roberto D'Agostino, che insieme con Francesca Russo difende Ciancimino, relativa alla tempistica. Vorrei sapere qual è la possibilità di reiterazione del reato, dove sono le esigenze cautelari. Si tratta di fatti cristallizzati al 2009, non è una misura cautelare che può rimanere in piedi più di tanto. Davanti al riesame non resisterà. Dal canto suo Massimo Ciancimino dice di essere una vittima di questa vicenda e di aver anche subito un danno di 500.000 euro da chi lo ha truffato. Ciancimino era indagato dalla Procura di Ferrara per associazione per delinquere, truffa ai danni dello Stato e vari reati fiscali. L'indagine è condotta dai PM Nicola Proto e Barbara Cavallo e riguarda una maxi evasione dell'IVA legata al commercio dell'acciaio. Ciancimino tra il 2007 e il 2009 ha fatto il trader proprio nell'ambito dell'acciaio. È stato arrestato dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Ferrara, coadiuvato da quella di Palermo. L'accusa di evasione fiscale viene contestata a Ciancimino in concorso con il commercialista calabrese Girolamo Strangi. I due erano già finiti insieme all'attenzione degli inquirenti nel 2010 a Verona, quando in conversazioni intercettate era emersa la negoziazione di un assegno da 100.000 euro per il quale Ciancimino avrebbe ricevuto un importo in contante decurtato di 25.000 euro. Secondo l'accusa, Ciancimino sarebbe stato titolare di fatto di alcune società che avrebbero evaso l'IVA per decine di milioni di euro. È uno dei testimoni chiave del processo sulla trattativa tra lo Stato e la mafia, come sappiamo, in cui è anche imputato di concorso in associazione mafiosa e calunnia l'ex capo della polizia De Gennaro. Il figlio dell'ex sindaco mafioso di Palermo è anche indagato a Palermo per detenzione di esplosivo. L'aggravante inizialmente contestata dai PM a Ciancimino nell'inchiesta sulla maxi evasione ipotizza suoi rapporti con la mafia calabrese e in particolare con la cosca Piromalli della Piana di Gioia Tauro, e non è stata riconosciuta dal GIP di Bologna. Mi preoccupa l'arresto di Ciancimino, dice Salvatore Borsellino dopo aver appreso dell'arresto del figlio dell'ex sindaco di Palermo. Si tratta di un reato fiscale, ha spiegato Borsellino, e decidere per l'arresto per un reato del genere in un momento così critico, che è quello dell'inizio del processo per la trattativa tra Stato e mafia in cui Massimo Ciancimino è testimone, è una cosa che mi lascia da pensare.